C'è una zanzara, c'è una zanzara, come? Cosa ci fa qui anche? Non è più il tuo tempo, vattene, vattene. Aspetta, guarda, tiro fuori, eccoli qua, i portachiavi di Radio Libertà, scaccia zanzare, via, via, via. Però sono belli, i portachiavi in legnetto bruciacchiato, con scritto Radio Libertà. Roba da intenditori, roba da collezionisti, roba che troverete esclusivamente questa domenica a Pontida, in provincia di Bergamo, al grande raduno della Lega, allo stand di Radio Libertà, dove troverete anche il Sammy Varin. E certo, ci sarò io a ricevervi, a offrirvi un caffè, a farvi accomodare. Sto cavolo, farvi accomodare! Turi e puri, a Pontida non ci si accomoda, anzi, se piove si nuota nel fango. Sì, e lo si porta anche a casa, perché quello di Pontida è fango curativo. Scherzi a parte, ne parliamo, ne parliamo di Pontida, certo. Potere al popolo parte tra un quarto d'ora, ma nel Magna Magna variniano, chiaramente tiro l'acqua al mio mulino, ricordandovi che sul sito legaonline.it trovate tutti i pullman che questa domenica vi porteranno sul Sacro Pratone. E anche oggi vi leggerò qualche esempio, perché partono davvero da tutta Italia, persino dal Molise, da Campobasso. C'è un pullman che vi porta a Pontida e sarà una grande festa di popoli, non soltanto italiani. Avete sentito? Si arriva dall'Ungheria, si arriva dall'Austria, dalla Francia. Ullala! Mi piace l'idea. Chiaro che Pontida è anche una festa di tradizioni. Eh sì, ci saranno stand da tutta Italia. Ogni stand porterà i prodotti del proprio territorio. Questa è una cosa bellissima, perché noi, come radio, ai tempi, Radio Padania Libera, parlavamo tutte le lingue, tutti i dialetti, e abbiamo sempre parlato solo e soltanto di tradizioni, di ciò che i nostri genitori ci hanno insegnato, i nostri nonni ci hanno portato. A proposito, ciao nonni, Piero, Gabriella, oggi è la festa dei nonni. Il vostro imprinting è assolutamente impossibile da ricopiare, da rifare, da ritrasmettere. Non ne siamo capaci di fare come voi avete fatto con noi. Ci sforziamo minimo, ma i nostri nonni ci hanno portato tante tradizioni anche dal punto di vista gnam gnam, mangereccio. E allora, signori, in questi pochi minuti di È tutto un magna magna, perché è proprio tutto un magna magna, Sammy Varin vi porta a un ristorante che fa della tradizione la sua punta di diamante. Casualmente il ristorante che ci ha ospitato domenica scorsa per il famoso Spiedo Padano, ragazzi miei. Fammi salutare Gabriella del ristorante Birreria La Loggia di Rovato, in provincia di Brescia. Ciao Gabriella! Ciao carissimo, ciao, buongiorno. Buongiorno. No, ma sono da curare. Io sento già il profumo di cibo. Non è pensabile. Datemi uno psicologo, devo essere curato. Sono le 12:45 e voi magari avete già pronto da mangiare. Gabriella, c'è già pronto? Sì, sta già uscendo il mangiare, fai bene a sentire l'odore, il profumo. Lo sapevo. Senti, no, prima di tutto un grande ringraziamento per l'accoglienza che ci avete fatto domenica scorsa. C'erano centinaia di persone, il vostro locale splendido, veramente bello per ogni evento, ma soprattutto un locale che mette, come ti dicevo, la tradizione in primissimo piano. Lo spiedo bresciano che hai cucinato domenica scorsa per la festa della Lega. Ma attenzione, io c'ho qua un volantino che adesso faccio inquadrare dalla regia, perché questo è un volantino magico per noi che parliamo di tradizioni. State per organizzare da mercoledì 30 ottobre a domenica 10 novembre, in occasione della festa di San Carlo Borromeo, che è il patrono di Rovato, la settimana del Mangiade una volta. Già, io mi scuso perché la pronuncia è quello che è. La settimana... No, bravissimo. La settimana del mangiare di una volta, la settimana del mangiare una volta. Senti, cosa... Legato proprio alle tradizioni. Perché questa cosa? Perché uno dice, ma...
vogliamo ricordare, appunto parliamo dei nonni, la festa dei nonni, le nonne, l'idea del fare la settimana del mangiare una volta è legato proprio alle nostre nonne che ci cucinavano questi piatti che ormai non trovi più da nessuna parte, la gallina buida con l'empiem. Aspetta, ferma lì. Gallina Gallina bollita con ripieno e una scodella del suo brodo. Cioè, capite come siamo completamente fuori posto, fuori moda, fuori tempo rispetto a chi si va a mangiare il kebab o a chi mangia queste schifezze porcheriose. Non vi tiro fuori tutti i vari animaletti, grilli parlanti, eccetera, eccetera. Siamo completamente fuori posto, ma questi sono i posti da frequentare per ricordarvi da dove arrivate. Allora attenzione, in questa settimana da mercoledì 30 ottobre a domenica 10 novembre tutti i ricordi affioreranno pian piano. Dalla gallina bollita con ripieno e una scodella del suo brodo, cos'altro? Facci altri esempi, dai. Facciamo per esempio le midrine del furen con le patate e la polenta. E qui ci vogliono veramente Che i sottotitoli. le famose anatrine ripiene al forno con le patatine e la polenta. L'oca con le verza, che nessuno ormai cucina più. La faraona ampinida, la faraona ripiena, tutti animali da cortile che una volta riempivano le tavole e che adesso invece per comodità, per velocità, perché la gente lavora, è frenetica, perde le tradizioni, noi riproponiamo tutti gli anni, hanno un successo strepitoso. Perché la frase più bella che dicono, ma somea de mangià è il mangià della mia nonna. Mi sembra di mangiare come cucinava la mia nonna. Cioè, quindi c'è gente che si commuove mangiando e pensando comunque ai vecchi tempi, ed è una cosa molto molto bella riportare alla tavola queste cose. Scusa, mi passi il Kleenex un attimo, me ne sto commuovendo anch'io, perché sentire queste cose davvero è una commozione, un dispiacere. Cioè, gli animalisti che ci sentono li salutiamo chiaramente, ma queste sono le tradizioni. E non vengono gli animali, i vegani quella settimana volentieri da un'altra parte. Chiaro che chi crede ancora alle nostre tradizioni, sì, va bene, ci mangiamo tutti i vari vermicelli fritti, sicuramente li proveremo prima o poi, però queste sono le cose che non bisogna assolutamente smettere. Perdere. È una cultura veramente. Esatto. Il vostro locale fa cultura. E allora, signori, diamo la possibilità certamente a chi è curioso di visitare i ricordi dei propri genitori, dei propri nonni, ricordando questa settimana del mangiare di una volta presso il ristorante La Loggia, che si trova in via Salvella 1820 a Rovato, in provincia di Brescia. Siamo alla 18ª edizione, quindi direi che c'è una tradizione anche portata avanti in questa settimana. Esatto, sì, l'aspettano tutti in ansia. Lo immagino, non soltanto da Rovato, signori, un po' come lo Spiedo Padano di domenica scorsa, non siamo arrivati da Rovato, ma c'è gente che arrivava da molto molto più distante. Questa è la cosa che fa piacere. Gabriella, grazie davvero per... Grazie mille a voi, è stato un piacere avervi qui prima di tutto e sentirvi oggi. Molto non finisce mica qui, perché il profumo arriva e facci un esempio oggi, perché sai, durante la settimana è chiaro che ci sono quelli che lavorano, che vengono a mangiare, eccetera. Qual è il piatto più richiesto in settimana per chi vuole mangiare in fretta ma vuole comunque qualcosa di buono? Tipo oggi per esempio abbiamo il sugo con manzo all'olio, un piatto di pasta col sugo del manzo all'olio, che è un piatto tipico di Rovato, e viene frullato il manzo all'olio e viene fatto come sugo sulla pasta, e quindi abbiamo rivisitato un attimino il piatto tipico di Rovato creando anche una pasta, un primo piatto. E poi oggi abbiamo le costine con i vers, le costine con le verza. Noi puntiamo sempre a piatti tipici anche per i nostri operai, anche per i nostri pranzi di lavoro. Non facciamo solo la semplice bistecchina, ma trovano dei piatti gustosi anche durante la settimana. Non ce la faccio a proseguire la trasmissione. Custine coi versi. Voi la conoscete magari più come cassello?
Sì, no? Però sì. un piatto più bresciano, le costine con le verza, Non la c'è nostra. non c'è problema, guarda, anche se manca qualcosa Però è penso buono. che la gradiresti comunque. Accidenti, accidenti. Vabbè, senti, io adesso vorrei interrompere la trasmissione, ma prima veramente un grande saluto a te e anche alla squadra. Vuoi fare qualche nome? Il cuoco, chi c'è in cucina? Chi porta Beh, tutto? mio Eh, marito che è Pierluigi, e lui, diciamo, la mente della cucina. Io curo la sala e lui però senza il suo aiuto questi piatti non possono prendere vita, quindi è una presenza fondamentale per questi eventi Finalmente un culinari. ristorante patriarcale, meno male, almeno Sì. uno ne è rimasto, sì! Sì, sì, 20 anni, 20 anni, 21 anni che siamo qua, 21 anni che portiamo avanti noi questa tradizione, Ah, insomma. bellissimo, E siamo bellissimo. molto orgogliosi e continuiamo, speriamo di andare avanti per almeno altri 20. Ma naturalmente, assolutamente Esatto. sì, signori. Cercate la birreria, ristorante La Loggia di Rovato, Brescia, soprattutto se volete mangiare come una volta. Grazie Gabriella, un abbraccio, buon Grazie lavoro. mille a voi, un abbraccio, grazie Ciao, tanto, ciao, baci. ciao. Cioè, ragazzi, avete sentito che roba? No, beh, sta cosa che cioè, gli operai, che uno dice, sono operaio, che palle, però finisci di mangiare, ti fanno le costine, finisci di mangiare, finisci di lavorare, ti fanno le costine con le verze, come, che dirai è poco, però insomma una soddisfazione. Sono arrivato a mezzogiorno, le costine con le verze. Ok, me ne vado, ho capito, però mi fa male fare sta trasmissione, non va per niente bene. È tutto magna magna, è proprio vero, ma nel segno della tradizione. Ed è proprio nel segno della tradizione che Sammy Varin qui si ferma. Perché? Perché come ogni giorno, intorno alle 13:05, 13:07, 13 e qualcosa, apriremo anche oggi il nostro potere al popolo, eh? Mica per molto, perché non so se avete sentito cosa bolle in pentola a proposito, cosa circola nell'aria, eh. Ci sono voci strane, che Sammy Varin addirittura in futuro possa passare alla mattina. Che voce veramente particolare. Ne parleremo più avanti. Restate lì, torno tra poco.